È Piazza dei Signori a Vicenza, il luogo designato dalla Lega Pallavolo Serie A femminile ad ospitare le Final Four di Supercoppa Italiana 2020 sabato 5 e domenica 6 settembre. A fare da cornice all'evento di apertura della stagione pallavolistica di Serie A saranno la Basilica Palladiana, la Torre Bissara, la Loggia del Capitaniato, il Palazzo del Monte di Pietà e la Chiesa di San Vincenzo. Un ringraziamento alla federazione e diciamo così un evento che farà ripartire, speriamo, la città dopo un momento veramente molto difficile. 4 squadre, tra cui Limoco Volley Conegliano qualificata di diritto in virtù della vittoria dell'ultima Coppa Italia, che si sfideranno per conquistare il trofeo con la finalissima in programma domenica 6 settembre. Un evento storico ma molto importante dal punto di vista organizzativo. Molti privati si sono fatti avanti, stanno dando la loro disponibilità e significa fare sinergia tra comuni, istituzioni e aziende private. Quello del 5 e 6 settembre sarà il primo grande evento sportivo di carattere nazionale della stagione 2020-21 e l'augurio dello stesso presidente di Lega è che possa rappresentare il segnale di un rapido ritorno alla normalità. Evento che giunge in città in occasione della festa della Madonna di Monteberico. A lei si deve la fine della pestilenza del 1400 e quindi ulteriore buon auspicio per uscire da questa pandemia del Covid-19 ed anche occasione di promozione della città del Palladio nel mondo. È la volontà da parte dell'amministrazione di rilanciare la nostra città e farlo attraverso un evento sportivo. Come assessore dello sport è sicuramente un orgoglio e ci darà la possibilità, ripeto, di mostrare uno dei gioielli della nostra città e di mettere Vicenza su tantissimi canali, su tantissime TV a livello mondiale.